Sergio Festa, allenatore della Sarzana, uno degli ex di questa contesa 2-2, avete insomma a un certo punto spaventato anche il 100 giovani calciatori, potevate vincere e perdere entrambe in questa gara. Sì, è stata una partita abbastanza in equilibrio, chiaramente il pareggio è sempre un risultato dove poi dopo in base agli episodi può scappare via o puoi portarlo a casa. Però devo fare complimenti ai miei ragazzi per come hanno interpretato la partita, ci hanno messo un'ottima fase difensiva con sacrificio e chiaramente davanti mi aspettavo qualcosa in più come gli ho detto, perché chiaramente dobbiamo creare ancora più pericoli, ma in una fase della stagione con una classifica come la nostra avanti 2-1 è chiaro che pensi un po' più a gestire. Sono cose che a livello mentale si possono migliorare, anche a livello tattico, però per me i miei ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione. Da una parte e dall'altra due ingenuità che hanno pagato a caro prezzo sia il Sarzana che il Centro. Io non parlo di arbitri, non parlo di episodi, diciamo che sono venute delle situazioni dove insomma poi li possiamo chiamare episodi, ecco, mettiamoli così, però alla fine questo pareggio qui insomma è un po' un masticare amaro, però lo prendiamo con positività per lavorare su alcuni aspetti che ci hanno comunque contraddistinto in trasferta, perché comunque fuori casa abbiamo sempre fatto ottime partite. Reputo questa un'ottima partita, ci è mancato un po' più di fase offensiva, però insomma devo dire bravi i miei ragazzi. Grazie, buon lavoro a te e in bocca al lupo. Poi